Ciao, Ciao, dove siamo? siamo a Senis. Cosa stiamo guardando? Allora, come promesso, questo posto l'abbiamo già visto sotto la pioggia e quindi con l'acqua. Adesso ci sono 30 gradi, lo vediamo senza acqua. Vai, Iniziamo da qua. Il sole, la luna. Allora, questo è un posto che qualcuno dice essere la riproduzione della volta celeste. La volta celeste dovrebbe essere rappresentata da queste canalette, una che finisce là e la seconda, canalette concentriche. Vicino a queste canalette ci sono tutta una serie di coppelle. Allora, una, due qua, sotto di due, me. Due, tre, tre, 4, quella 5, 6, qua, sì. 6 anche profonde, 7, Sì, in effetti adesso si vede che sono profonde. 8, 9, qua abbiamo questa struttura che tu chiami a fagiolo, Potrebbe essere un buco nero. L'orizzonte degli eventi. sì, l'orizzonte degli eventi, vedi come mi butto dentro. Sì, ma infatti ti sta Con- allungando. con Ti sta rendendo più scanalature, alta. con Poi ci vuole ben altro, con scanalatura dell'acqua. Qua abbiamo altre strutture che sono un po' nascoste dalla vegetazione e Qua c'è un cane, che qua c'era anche l'altra volta. c'è il nostro cane e qua vedi c'è un'altra struttura che si apre in questa cosa molto particolare, questa struttura molto particolare che abbiamo detto essere un rettangolo su cui si inserisce un triangolo che non ho proprio idea di che cosa possa essere. Ok. Ci vado dentro così si vedono anche questa volta le dimensioni. Poi lateralmente qua Sì. abbiamo questa altra struttura molto particolare che sembra essere intagliata nella roccia. Sì. Poi E siamo già... ok, facciamo poi la seconda parte. Chiudi.